chiaramente perché questo brano viene appunto scritto da un compositore che vive a Gerusalemme e in particolare insegna in una scuola, Istituto Magnificat di Gerusalemme, dove frequenta questa scuola chiunque, nel senso che sono ragazzi che veramente studiano con passione la musica, ma ragazzi di tutte le etnie, quindi ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, ortodossi, tutti fanno musica davvero insieme. Io e il maestro Andrea Gargiulo, che abbiamo amici là, sappiamo che tutto questo si può fare, e quindi grazie Rita. Sì, questo è un messaggio di pace che vogliamo lanciare oggi anche noi nella capitale della cultura, qui all'Aquila. E i ragazzi si sono, senza dire niente, hanno approcciato questo brano veramente con tanta sensibilità e tanta dolcezza e tanta anche sacralità, come diceva Emiliano prima. Quindi grazie ragazzi, grazie a tutti.